Nelle ultime 24 ore in Calabria altri 515 contagi e 11 decessi. Il numero delle vittime per Covid nella nostra regione sale a 213. Il governo conferma la zona rossa per la Calabria fino al 3 dicembre. Intanto il TAR boccia il ricorso presentato da Spirlì. A Roma i sindaci ottengono l'interesse di Conte per una nuova sanità. Il segretario del sindacato medici calabresi denuncia il trattamento ricevuto dalla regione che dopo aver richiesto la collaborazione per i tamponi rapidi li ha abbandonati. Dall'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente del Consiglio regionale Taldini emergono particolari inquietanti del rapporto tra crimine e politica. Intanto, dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta Pharma Business, Taldini lascia ogni incarico. Dopo l'intervista rilasciata a Radio Capital, nella quale il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ha tirato in ballo la compianta Iole Santelli, sul senatore pentastellato si è scatenata la bufera. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura l'aggiornamento sui contagi con il consueto bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore in Calabria altri 515 contagi e 11 decessi. Nelle ultime 24 ore in Calabria si registrano 515 nuovi contagi e 11 decessi. Dall'inizio della pandemia sono 213 le vittime del Covid. Il dato contenuto nel consueto bollettino della Regione. In un giorno sono stati effettuati 3.070 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 13.027 e quelle negative 317.372. Il Regino è l'area dove si registrano più contagi. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 83, Catanzaro 53, Crotone 97, Vibo Valentia 27 e Reggio Calabria 165. Aumentano i ricoveri in reparto, oggi sono 415, 46 invece sono i degenti in terapia intensiva. E il governo conferma la zona rossa per la Calabria fino al 3 dicembre. Il TAR boccia il ricorso presentato da Spirlì e intanto, come dicevamo, aumentano i contagi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza in vigore da oggi con cui si rinnovano le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Dunque la Calabria resta zona rossa fino al 3 dicembre 2020, stessa decisione confermata dal TAR del Lazio, e la regione incassa un nuovo diniego. Intanto in Calabria sale la curva delle vittime di coronavirus. Gli ultimi in ordine di tempo, dopo Danilo Montenegro cantastorie della Sila a Cosenza, si registra a Vibo, dove si conta la 12ª vittima dall'inizio della pandemia. Un uomo di 60 anni residente a Rombiolo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove era stato ricoverato. Il 60enne d'anni combatteva contro un tumore, aveva contratto il virus la scorsa settimana. Le sue già precarie condizioni di salute ne avevano consigliato l'immediato ricovero allo Iazzolino di Vibo. Da qui poi, visto l'aggravarsi del quadro clinico, si è reso necessario il trasferimento d'urgenza al nosocomio di Catanzaro. Poi questa mattina il decesso. Sempre a Rombiolo sono da registrare altri 4 casi positivi, per un totale di 15 contagiati dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Gli oltre 500 contagiati di ieri, che si sono aggiunti ai numeri record dei giorni scorsi, hanno creato allarmismo e preoccupazione nelle diverse province calabresi, che forse non hanno mai raggiunto una curva di contagiati così ampia neanche nella prima fase della pandemia. E mentre si allenta la pressione sugli ospedali, coinvolgendo quelli poco utilizzati fino ad oggi, disponibili ad ospitare pazienti Covid, crescono alcuni focolai, come quello di Botricello, che ad oggi conta 81 positivi, con l'attenzione alta nella RSA Sant'Anna, dove risultano infetti fra degenti e operatori 24 persone. 31 positivi a Cropani, 11 a Sellia Marina, mentre a Gimigliano risulta contagiato anche il parroco, in attesa di conferma, visto che il test è stato effettuato dai laboratori privati, ma il sindaco ha disposto in via cautelativa la chiusura della basilica e dell'antico santuario. 238 i casi di positività alla Mezzia Terme, 443 a Cosenza, 198 a Rende e 135 a Corigliano Rossano, numeri che cambiano di ora in ora. Intanto la Protezione Civile ha pubblicato alcuni bandi, uno dedicato ai cosiddetti Covid Hotel e poi un altro per reperire 200 medici che saranno
saranno a disposizione delle regioni per rinforzare il personale in caso di necessità e supportare le strutture sanitarie locali. Il tutto mentre i medici del GOM di Reggio lanciano un appello alla donazione di sangue, ricordando che la donazione di emocomponenti permette anche, attraverso la raccolta del plasma iperimmune, di aiutare i pazienti Covid. C'è poi la questione dei tamponi rapidi che dovrebbero essere effettuati dai medici di base, ma vediamo a che punto siamo. L'accordo c'è, i medici di medicina generale saranno coinvolti nell'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, obiettivo potenziare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid. Bisogna certo mettere a disposizione dei medici di base anche locali idonei, ma a che punto siamo? In realtà qualcosa si sta muovendo, ma con una lentezza, che non, mentre il virus si muove molto molto più velocemente, si replicano i virus più velocemente di noi, degli intoppi burocratici, non riusciamo a chiudere una partita che in altri posti ha già trovato una soluzione. Leggo ora che i test rapidi fai da te, con tutti i rischi che provengono dal fai da te, sono venduti nelle farmacie. In Veneto Zaia ha annunciato che sono già partiti questi test, ma da noi ancora siamo alle dispute su quali sono i posti migliori e soprattutto su chi li deve fare. Il mio sindacato, il sindacato dei medici italiani, si batte da tempo per acquisire la volontarietà dei medici di base. Poi alla fine quasi tutti aderiranno. Purtroppo altri soggetti sindacali, forse numericamente, ma solo numericamente, più importanti di noi, hanno deciso di perseguire altre vie con una obbligatorietà. Immaginate un po', soprattutto in certe situazioni, in certi studi, come si potrebbe obiettivamente far entrare dei pazienti a rischio, una categoria a rischio, i cosiddetti contatti, senza mettere a rischio tutto il condominio. Ogni volta che dobbiamo superare un piccolo intoppo si perde tempo e purtroppo invece il virus non perde tempo. È sotto gli occhi di tutti, in Calabria ormai non riusciamo più a tracciare, i tamponi molecolari arrivano dopo 8-10 giorni dalla esecuzione, arriva la risposta, voglio dire. E questo è anche figlio del fatto che in questa azienda, una delle più grandi d'Italia, la SP di Cosenza, che è mezza Calabria, lo sapete bene, non c'è un laboratorio per processare i tamponi. Noi ci rivolgiamo al laboratorio dell'Annunziata di Cosenza, ma ci siamo rivolti a Catanzaro e addirittura negli ultimi giorni fuori regione, a Bari. E ovviamente le risposte arrivano a distanza di tempo. Tamponi rapidi invece saranno effettuati al centro sanitario dell'Università della Calabria. Tamponi antigenici rapidi anche all'Università della Calabria. Presso il centro sanitario diretto dal professor Sebastiano Andò, i test saranno eseguiti gratuitamente su personale, docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi che, nello svolgimento di attività in Ateneo, dovessero entrare a contatto con un soggetto positivo. Allo stesso modo potranno sottoporsi al test in caso di contatto con un positivo in Ateneo anche gli studenti impegnati in questo momento in attività didattiche nel campus o residenti negli alloggi universitari. Il tampone rapido sarà eseguito gratuitamente inoltre anche sui tirocinanti di scienza della formazione primaria. Per accedere a scuola nel caso di ripresa delle attività in presenza dovranno infatti fornire agli istituti il risultato del tampone. Con questa iniziativa l'Ateneo vuole contribuire alle attività di tracciamento dei contagi da Covid-19 in costante aumento in regione e aiutare così il sistema sanitario regionale a contrastarne l'aumento. I kit che saranno utilizzati, fanno sapere dall'Unical, sono altamente affidabili. La procedura del test si avvale della tecnica di immunocromatografia a flusso laterale, presenta standard molto elevati di specificità al 99,9% e sensibilità al 97,6% se comparato alla metodica PCR, ossia test molecolare, fornendo una risposta tempestiva nell'arco già di 10 minuti sullo stato di salute dei pazienti, in modo da accelerare le misure di isolamento precauzionale. Il servizio sarà messo a disposizione ad un prezzo calmierato di €20 anche di tutti i membri della comunità accademica che a titolo personale volessero farne richiesta. In questo caso sarà necessaria la prenotazione ed è in corso l'allestimento della piattaforma web.
Un infermiere e 4 operatori sociosanitari che prestano servizio nel pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è Luigi Nardi della RSU Infermiere Osso del Sul. Altri, aggiunge, sono in attesa dei risultati dei tamponi. Purtroppo tutto ciò era prevedibile perché all'interno del reparto non ci sono separazioni a parte una semplice porta tra malati e malati Covid. Questa situazione continua, non è più sostenibile e finiremo per ammalarci tutti. A Roma intanto i sindaci calabresi ottengono l'interesse di Conte per una nuova sanità. Il Premier Conte ha assicurato massima attenzione verso i problemi della Calabria, lo ha ribadito ai sindaci calabresi che ieri hanno raggiunto Roma per chiedere la fine del commissariamento della sanità regionale. Tra i primi cittadini che hanno manifestato nella capitale anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. È stato un incontro interlocutorio, però la cosa importante ritengo che fosse quella di far vedere che c'è un'altra Calabria, che ci sono degli interlocutori istituzionali che quotidianamente combattono non solo con l'emergenza coronavirus, ma con le 1000 emergenze della Calabria tutti i giorni, molto spesso a mani nude, che ci hanno lasciato a mani nude anche con l'emergenza Covid. E penso che sia stato un segnale importante che tutti i sindaci abbiano partecipato. Non abbiamo parlato di nomine, abbiamo immaginato delle figure, abbiamo chiesto che ci siano delle figure manageriali in grado di gestire la sanità e che non abbiamo bisogno di ulteriori figure come quelle mandate nel passato. C'è bisogno di un manager per la sanità calabrese che preferibilmente sia calabrese e legato a questa terra e non che ne sia disinteressato. Ma soprattutto abbiamo chiesto un orizzonte temporale ben definito, che non possono essere i 3 anni che poi si riprorogano per il commissariamento all'emergenza sanitaria. Il commissario doveva alzare i livelli assistenziali e ritoccare il debito. I livelli assistenziali non si sono alzati, mi pare che il quoziente sia intorno a 130-135 e il debito è aumentato, per cui è una fase fallimentare, va interrotta, probabilmente non è possibile interromperla immediatamente dal momento che siamo in emergenza Covid e che peraltro siamo anche in assenza di una giunta regionale stabile, visto che ci avviciniamo alle elezioni. Però c'è bisogno di avere un orizzonte stabile che poi restituisca ai calabresi la possibilità di assumersi la responsabilità di gestire la sanità. Attenzione, non stiamo parlando di prendere decisioni a cuor leggero, stiamo parlando di assumersi la responsabilità. Proseguiamo con la cronaca. Dall'inchiesta che ha portato all'arresto del Presidente del Consiglio regionale Tallini emergono particolari inquietanti del rapporto tra crimine e politica. Eccolo il capannone finito al centro dell'inchiesta Pharma Business della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La struttura oggi sembra una cattedrale nel deserto, si trova alla periferia della città capoluogo. Per questi locali in cui stoccare i medicinali era necessaria quell'autorizzazione regionale che Domenico Tallini avrebbe facilitato da assessore al personale. L'esponente politico coinvolto nell'operazione che ieri ha portato all'arresto di 19 persone dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale. Tallini, attuale presidente del Consiglio regionale della Calabria, sarebbe figura chiave nell'indagine. C'è stata la fase, diciamo così, dei primi mesi del 2014 che ha riguardato il rilascio di questa autorizzazione e in quel periodo anche la costituzione, diciamo così, di un gruppo di lavoro all'interno del Dipartimento di tutela della salute, alla cui vertice era stato designato su proposta dell'onorevole Tallini un esponente, appunto, un funzionario, un alto funzionario dell'epoca. Il nuovo affare è quello della commercializzazione dei farmaci per riciclare denaro sporco, lo scenario descritto dagli inquirenti. Business possibile grazie all'aiuto di imprenditori e figure istituzionali compiacenti. Le indagini contro il clan Grande Aracri di Cutro, che si imbattono nell'iniziativa imprenditoriale riconducibile al capitale della Cosca guidata da Nicolino Grande Aracri, le intercettazioni nella tavernetta del boss, l'imprenditore anello di congiunzione tra lo Stato e l'antistato, la complessità delle indagini, intercettazioni, acquisizioni di documenti, pedinamenti hanno svelato un patto criminale e la nuova frontiera dell'economia nera, in questo caso i farmaci rivenduti all'estero con profitti enormi. Intanto Tallini si dimette da Presidente del Consiglio regionale e lo comunica il suo difensore.
Mimmo Tallini, dopo il coinvolgimento nell'inchiesta Pharma Business e gli arresti domiciliari, si dimette da tutti gli incarichi. Attraverso il suo legale ha annunciato le dimissioni formali da Presidente del Consiglio regionale, ma anche dal ruolo di Vice Coordinatore regionale e Coordinatore provinciale di Forza Italia. Poche ore prima il ministro Boccia aveva firmato la proposta di sospensione di Tallini dalla carica di consigliere regionale e di Presidente del Consiglio della Regione. Nel pomeriggio la nota del legale di Tallini, l'avvocato Vincenzo Ioppoli, che annuncia l'intenzione del suo assistito di lasciare ogni incarico. Il legale fa inoltre sapere che il suo assistito, per rispetto della funzione del GIP che procederà nei prossimi giorni al suo interrogatorio di garanzia, ritiene di non dover rilasciare o anticipare alcuna dichiarazione né i contenuti degli argomenti difensivi che riferirà al giudice nella sede prevista. Dopo l'intervista rilasciata a Radio Capital, nella quale il presidente della commissione antimafia Nicola Morra ha tirato in ballo la compianta Iole Santelli, sul senatore pentastellato si è scatenata la bufera. Sarò politicamente scorretto. La presidente della regione Calabria era cosa nota a tutti, fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Iole Santelli, ma politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, questa è la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle scelte che pone in essere. Hai sbagliato? Nessuno ad un certo momento ti deve aiutare perché sei grande e grosso. E bufera su Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, dopo le affermazioni che avete sentito a Radio Capital. Forza Italia insorge, parole indegne per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge rappresentano un'offesa per tutti i malati oncologici. Non gli restano che le dimissioni. Parole vomitevoli le definisce il leader della Lega Matteo Salvini. I calabresi hanno votato Iole Santelli come loro presidente perché era una grande donna, una grande professionista che amava follemente la sua Calabria, precisa in una dichiarazione il presidente della Liguria Giovanni Toti. Indignazione bipartisan, chieda scusa, affermazioni inaccettabili, così le bolla il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. Malumori anche nel Movimento 5 Stelle e la parlamentare europea Laura Ferrare a definire agghiacciante il contenuto delle sue parole. Tante anche in Calabria le reazioni. Il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì ha detto Morra si vergogni e si dimetta. I presidenti dei consigli comunali di Rende, Cosenza e Montalto hanno definito oltraggiose le affermazioni dell'esponente pentastellato. Intanto il senatore Morra si difende e dice le mie parole sono state strumentalizzate. Vediamo invece adesso a che punto è l'allestimento dell'ospedale da campo a Cosenza. Nascerà nel piazzale merci dello scalo ferroviario di Vaiolise, in un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato, l'ospedale da campo per la città di Cosenza. A realizzarlo, in uno spazio di circa 10.000 metri quadrati, messo gratuitamente a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato, sarà la Protezione Civile Nazionale e il materiale arriverà direttamente dal Libano. Ci troviamo proprio davanti all'entrata di quello che poi sarà l'ospedale da campo per la provincia di Cosenza, uno dei 4 adibiti per l'emergenza Covid-19. Ancora il materiale dal Libano che si aspettava per oggi 20 novembre non è arrivato, ma i lavori continuano e appunto come possiamo vedere ci sono i militari che sorvegliano appunto tutta la zona e i lavori e qui si respira un'aria tesa, un'aria d'attesa, quasi come se ci stessimo affacciando a quella che sarà poi una grande guerra. Vediamo anche qui gli operai che dalle prime luci dell'alba stanno correndo proprio per allestire questo ospedale che dovrebbe ospitare 40 pazienti Covid per alleggerire un po' la pressione che sta vivendo l'Annunziata in questo periodo che è quasi al collasso. L'ospedale da campo accoglierà circa 40 pazienti con precedenza a chi è in attesa di cura al pronto soccorso, ma la struttura modulare dell'esercito, che prevede anche posti letto destinati alle terapie intensive e subintensiva, potrà essere anche ampliata fino a ospitare ambulatori e laboratori per le analisi. Complessivamente l'ospedale militare da campo, tra personale sanitario e tecnici appartenenti all'esercito, potrà contare su 50 unità. La conclusione dei lavori è prevista per fine mese.
Accoltellamento a Taurianovo, una banale lite tra amici degenera in tentato omicidio, ferito gravemente un 19enne. Lo hanno arrestato perché nel corso di una lite ha accoltellato un 19enne rischiando di ucciderlo. Ieri i carabinieri di Taurianova, dopo aver condotto indagini pazienti, hanno rintracciato Giuseppe Sgarlata, 27 anni di Taurianova, e lo hanno condotto in carcere a Palmi. L'uomo nel corso di una banale lite, improvvisamente in preda ad un'ira incontrollabile, ha sferrato più coltellate al torace dell'avversario. I militari dell'Arma hanno minuziosamente ricostruito la dinamica del fatto. I due erano intenti a giocare una partita a carte con altri amici in una casa quando è nata una discussione nel corso della quale il 27enne e il 19enne si sono scambiati accuse sulla lealtà del gioco. La tensione è stata inizialmente superata, ma il litigio è ripreso dopo in strada. Dai calci e dai pugni si è passati oltre. Sgarlata, da una tasca del suo giubbotto, ha estratto un coltello a serramanico di 15 centimetri e ha colpito più volte il 19enne al torace. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Polistena in prognosi riservata. Sgarlata è stato arrestato praticamente in flagranza di reato. Particolare da non sottovalutare, i due sono incensurati e a quanto pare non legati ad ambienti criminali. Qualche domanda a questo punto converrebbe porsela. Adesso l'omaggio ad un grande artista calabrese morto a causa del Covid. Il coronavirus si è portato via anche Danilo Montenegro, il cantastorie della Sila. Aveva 72 anni e deceduto all'Annunziata di Cosenza. Originario di Rombiolo nel Vibonese, da anni viveva a San Giovanni in Fiore. Era un artista poliedrico, spaziava dalla pittura alla poesia fino al teatro e alla musica. La sua scomparsa ha suscitato commozione in tutta la Calabria. Era un personaggio di grande spessore culturale e di innata simpatia. Con la sua chitarra Danilo Montenegro ha raccontato in modo semplice e passionale i dolori e le bellezze della nostra terra. Adesso le ultime dalla borsa. Chiusura sopra la parità per le borse europee, mentre viaggia senza direzione Wall Street. L'ottimismo per i progressi nella corsa ai vaccini anti-Covid non basta a contrastare i timori per la diffusione della pandemia, a peggiorare il sentiment anche lo stallo sui nuovi stimoli in USA dopo le scintille di ieri tra Steven Mnuchin e Jerome Powell, con il segretario al tesoro statunitense che oggi è tornato sui suoi passi e ha annunciato la riapertura delle trattative con i democratici per un nuovo piano di stimoli mirati. Dall'Europa, Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dichiarato che dopo la pandemia sarà necessario procedere ad un'integrazione dei mercati di capitali a livello comunitario. Nel frattempo, l'assemblea straordinaria dei soci di Euronext ha dato il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana. Nonostante l'incertezza, il FTSE MIB di Milano termina gli scambi in rialzo dello 0,8%, seguito dall'Ibex 35 di Madrid a più 0,6%, dal CAC 40 di Parigi e dal DAX di Francoforte a più 0,4% e dal FTSE 100 di Londra a più 0,3%. Oltreoceano viaggiano vicini alla parità il Dow Jones a meno 0,3%, l'S&P 500 a meno 0,2% e il Nasdaq a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro è poco mosso in area 1,186, così come il cambio tra il biglietto verde e lo yen a quota 103,8. Tra le materie prime scambiano poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,3% a 44,3 dollari e il VTI a meno 0,1% a 41,9 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 121 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Tornando a Piazza Affari, spiccano le performance di Piper a più 4,1, Unipol a più 3,8 e Banco BPM a più 3,7%, dopo le parole della D di Unipol Carlo Cimbri, che ha definito affascinante la costituzione del terzo gruppo bancario italiano che si verrebbe a creare dalle nozze dei due istituti. In coda al FTSE MIB scivolano invece Telecom Italia a meno 1,8%, Saipem a meno 1,5% e Campari a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria, condizioni di variabilità in attesa di un deciso peggioramento, prevalentemente a carico dei versanti ionici della regione. Un vortice depressionario tenderà ad isolarsi sul Tirreno alimentato da aria fredda nord-orientale, giungendo sulla nostra regione con i suoi effetti nella giornata di sabato. Domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso ovunque, con piogge diffuse anche a carattere temporalesco e localmente abbondanti lungo i versanti ionici, specie del Cosentino e del Crotonese. In propagazione ai settori catanzaresi e reggini nel corso della seconda parte della giornata. Piogge tra deboli e moderate altrove. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti tra moderati e forti nord-orientali, col mare molto mosso ovunque. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.